Anche quest'anno facciamo il solito trofeo Città di Venezia. Questo è l'11°. Dunque ci sembra che questa manifestazione oggi abbiamo coinvolto anche l'amministrazione comunale, di cui abbiamo avuto degli aiuti veramente significativi, da delegato alle tradizioni, giusto, all'assessore RAI e anche dal sindaco in persona. Pertanto speriamo che quest'anno il tempo ci protegga, perché sembra che sia un po', e che anche quest'anno venga una bella manifestazione, perché è l'unica manifestazione che la Voga fa solo e esclusivamente a favore del volontariato. Questa regata è una regata importante per la città, perché unisce la tradizione della Vogala Veneta con la solidarietà nei confronti delle associazioni che si fanno promotrici di questa manifestazione sportiva. Io credo che sia una cosa assolutamente importante, perché è nelle more della sussidiarietà, che è un principio fondante della Costituzione italiana. Quindi io ringrazio tutti coloro i quali si sono spesi e dedicati a questa iniziativa che è nel cuore dei cittadini. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato, ringrazio quelli che domenica verranno non solo per vedere la regata, ma per conoscere l'operosità di tutte queste associazioni di volontariato.